Che il maltempo arrivi puntuale nel fine settimana deve essere previsto da qualche formula scientifica della mala sorte. Certo è che piogge e temporali stanno per scatenarsi sul prossimo weekend, tanto che la Regione Veneto ha annunciato lo stato di attenzione a partire da oggi pomeriggio e fino a domenica. La Protezione Civile del Comune di Vicenza ha dato indicazioni alle aziende municipalizzate, AIM e Viacqua, di monitorare preventivamente lo stato delle cadatoie con interventi di pulizia e messa in sicurezza dei cantieri stradali. Intanto, già poco prima delle 3 del pomeriggio, Thiene è stata colpita dalla grandine e da violente raffiche di vento. Da oggi temperatura in picchiata, poi da lunedì la pressione tornerà ad aumentare, riportando tempo stabile e ben soleggiato e grazie a un basso tasso di umidità un clima più gradevole di quello afoso che ha contraddistinto questa settimana.